Abbiamo fatto una prima stima dei danni e sommando il patrimonio pubblico a quello privato credo si arrivi attorno ai 40 milioni, perché qui a Castelfranco Veneto purtroppo c'è anche il sapore della beffa, no? Coloro che sono andati sotto il 16 di maggio si erano rimessi in pista, magari rifacendo il mobilio, gli impianti elettrici, avevano sistemato tutto ed oggi si ritrovano nella medesima situazione con tutto da buttare via. 40 milioni di euro, a tanto ammontano i danni delle ondate di maltempo che si sono abbattute su Castelfranco nell'ultimo mese e mezzo. La popolazione vive con ansia l'arrivo di ogni temporale. Non si può andare avanti così, dice il sindaco Marcona, che ha scritto alla Premier Meloni ed ha inviato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale. Ho scritto oggi alla Presidente del Consiglio Meloni, al Ministro Musumeci, al Capo del Dipartimento di Protezione Civile che abbiamo bisogno di un sostegno per rimettersi in pista, anche perché qui non vogliamo arrivare a convivere con questi fenomeni. Per giovedì il sindaco ha convocato un vertice con tutti gli enti coinvolti, consorzi di bonifica, genio civile, autorità di bacino, direzione difesa del suolo della regione e protezione civile, per creare una vera e propria task force che affronti il problema. Voglio analizzare bene cosa è successo su dati oggettivi e capire se vi sono margini per trovare delle soluzioni perché non succeda più. Quel che è certo è che i cambiamenti climatici sono ormai realtà ed anche gli enti devono adeguarsi a fronteggiare la nuova situazione. Basti pensare, l'altra sera a Castelfranco Veneto in poco più di 3 ore ha fatto 120 mm di pioggia. Il dato storico più rilevante risale all'11 novembre 2012 e ci furono 119 mm, quindi la stessa quantità ma distribuite in 6 ore. Ecco, quello era il record, possiamo dire che l'abbiamo quasi raddoppiato.